maledetti vecchi. Ancora male le cose, ma i razzi dicono che non ho niente, c'è proprio il strappo muscolare oltre a pacca, che cosa. Vabbè, io comunque giusto contando il ferro da vecchi. Pensa che a mattina c'è chi si sveglia devastato perché ha fatto baldoria, no, perché ha bevuto il giorno prima. Io invece mi alzo devastato perché ho mangiato la zuppa di carciofi, che è una delle mie cose preferite, ma so, se la prendi di sera, ragazzi, ho tutto un reflusso, è tutto un mamma mia. Ah, guarda che bei gambe peuse, altro che Marilyn Monroe, Dio caro. Che dolori. E io dovevo fare 1800 metri di ascesa stamattina col cazzo. Abbiamo cambiato, abbiamo messo Malga Mariez che è tipo 1500. Ho paura, che salta lo stadio perché non so dove parcheggiare il camper. Praticamente quest'anno c'è la chiusura dei passi, ok, li chiudono, ora che altro si sa in letto. Dio caro, cosa serve che mi metto in l'iPhone a sveglia ai 7 mesi che sta qua e si tira su come gaine, Dio caro. Comunque quest'anno c'è la chiusura dei passi, il passo Stella, il passo Zau, il passo Brocon, il passo dello Stelvio, eccetera, il passo Falzarego anche, e io me li sono segnati tutti nel calendario. C'avevo sta fissa di farmi lo Stelvio, però ripeto, non so dove cazzo mettere il camper. Ho detto cazzo, sì, cioè notate che ho detto una parolaccia. Non è una cosa da poco, nel senso che parcheggi ce ne sono, però sono tutti paesini, anche perché siamo al confine con la Svizzera, sono tutti paesini molto piccolini e stretti, molto come si dice, compatti, con delle stradine strettissime, i parcheggi strettissimi, cioè di serie che fa fatica a stare in una station wagon, figurate. Il camper del mio è Thomas, perché guarda che anche Thomas è 7 metri, cioè io sono 6,80, Thomas è 7 o 6,80 anche lui? Ma poi io domando. La primavera, i primi caldi, noi altri andiamo a pianezze, Dio caro, cioè in questo momento ci sono 2 gradi e ci va anche bene, le massime saranno di 5, porca puttana, vado via qui, non butto sul serio. E non posso neanche lamentarmi perché queste sono le monate che organizzo io. Intanto braghe da snowboard doppie perché dentro hanno il pile e moon boot, sono bellissimi sti moon boot, comodissimi, li ho presi al Decathlon, te li avevo già raccontati, hanno la gomma col carro armato, sono alti e impermeabili. Che l'ennesima avventura stupidina abbia inizio, ognuno con i propri accessori, tipo non so, Sanpei con una canna piena di magia e noi altri con i zaini pieni di roba a vestire perché che se do gradi sorella, porca troia. Oggi ragazzo, io e Thomas ti portiamo a fare un giro relativamente semplice, ossia non è un giro di quelli devasto ai quali di solito siamo abituati, ma è un giro con un'ascesa di 1320 metri, per carità non sono pochi ma non sono 2000, e una lunghezza del giro alla fine di 40 km totale, un anello, insomma più che altro è la salita. Andremo alla famosa Malga Mariez partendo dall'area camper che stai vedendo, aspetta che mi giro, del Valdobbiadene, oppure se arrivi in macchina metti la stazione delle Corriere del Valdobbiadene, ok? Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich vor. Guarda qua che usano con i pali di legno, mentre al sud da noi c'è l'obbligo di avere quelli appositi in cemento. Guardati come che è sempre relative alle leggi, no? Le leggi cambiano in base a dove le controlli, hai capito? Stiamo iniziando a vivere uno sbalzo termico di 20 gradi. 520 metri, altri 1100 metri di salita e siamo arrivati. Vertigini miei, cos'è vertigini? Buongiorno! È dura? Stai ben in letto? Grazie mister! 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont hielt man für UFOs aus dem All. Darum schickte ein General die Fliegerstaffel hinterher, um anzugeben, wenn's so wär. Dabei waren da am Horizont nur 99 Luftballons. Minchia verticale, sì attenzione, guardatevi bene i dettagli della traccia su Komoot, nel senso che
noi non siamo ciclisti professionisti, non siamo allenati, quindi questo è un giro abbastanza estremo per uno che non è allenato, non sto scherzando, anche con i bike. Es gab ein großes Feuerwerk, die Nachbarn haben nichts gerafft und fühlten sich gleich angemacht. Dabei waren da am Horizont nur 99 Luftballons. Oh, Sanpei, che stracala, giri il mondo sempre senza skate. Quanti debiti avrai, amica tua? Una finanziaria e anche tosia che ti tira fuori dalla borsetta. 99 Kriegsminister, Streichholz und Benzinkanister. Per quasi una metafora di vita che un zin a volta te scaglie e montagne, porca miseria. Fa strano veda il nostro passato che sarebbe a pianura dove che si era prima, dall'alto. Hey, 99 Luftballons. Stuttgart. Manca ancora 500 metri di Porco Can. Attualmente sembrerebbe che siamo sopra a Pianezze, le Pianezze lì. Ai ai ai, aspetta che non casco basso. Che bel panorama. Guarda che mestiere, qua e fa sua foto, che bello. Sì, questo sarà il mio ristorante, il nostro ristorante, che anche Thomas ha raso che rassa, basta non cascar basso, che rassa del panorama, guarda, altissimi, purissimi, levissimi, fino a un certo punto, perché taletta che viene fuori, che l'acqua levissima è quella più impestata che altre. Mamma mia, non si sa più cosa crede che ormai in testa a terra. Felicità, un bicchiere di vino con un panino. Manca il bicchiere di vino, però mi contento perché dopo se c'avemo a birra correvamo in manga. Si sta mangiando questa nuvola grigia. Eccoci, guarda, la vedi? Siamo dentro, proprio dentro. Sì, eccola. Che figata! Ecco, così se ci siamo mai chiesti com'è dentro la nuvola, magari chi non ha mai viaggiato in aereo, così. Vedi? Siamo dentro la nube. Deduco che dopo quella curva siamo arrivati. Eccoci, la famosa Malga Mariek, dove la gente preferisce arrivarsi in auto, però insomma se ne hai la possibilità, che è ancora la salute, arrivarsi in bici, porca miseria. Che spettacolo. Buongiorno! Guarda che misteri, guarda che bello, mamma mia. Che spettacoli, tu c'è di strano video cavallo che metti a salto. Ora andiamo dentro a chiedere, sembrerebbe che lì ci sono prese le correnti delle correnti su stufa, cioè su stufa, dai. Vedi tu Thomas, questa qua è una tipica malga tipica, vedi tu? Perché ha i piere, vedi tu, si dice i mattoni in faccia vista, i balconi in legno e i gerani. E i gerani? Che vuoi i gerani in te balcone? Sì. Cosa metti tu, i cactus? Il lampadario come che ho fatto vedi tu, qua cazzioia, sì, che sarebbe quello strumento culinario che serve per tirare su tipo i tortelloni. Adesso sa più perché era la gente col piumino a giugno praticamente. Dio caro l'inverno e neanche a vento, porca miseria, non le andava via il vento dai, manco quello. Oddio, bellissimo, bellissimo. Prevedo morte. Qua dice di girare a destra. Ah, però a destra no. No, non mi fido un cazzo, Dio caro. Perché sa fa ste monae, Dio caro, ogni volta? Anello. È un anello. Ho capito anello, ma non si vede niente, Dio nato. Avanti qua e dopo a destra. E se rifermo quella che si era fatto? No, dai. E tu così bisogna fare avanti e dopo le 1 a destra. Aspetta, che mi ho paura che qua si è, che adesso non vedo niente, sono anche tranquillo, che dopo che si è mega dirupi, Dio caro. Dai, ritorniamo a quella di prima, dai. Optiamo per la scelta più intelligente, o meglio, più sicura, che è appunto più intelligente, ritornare per la strada che abbiamo fatto prima, perché se poi prendi velocità, trovi una curva stretta, roba del genere, ti ritrovi giù, non si scherza, fioi.
Veramente è un inverno che... perlomeno qua siamo sicuri, cioè anche qua vabbè non vedi tra virgolette un cazzo, ma almeno c'è la strada, cioè non puoi sbagliare, non puoi perderti, non puoi andare giù da Burronio, che cazzo ne so io, è una strada. Poi andare a sinistra, non è niente di niente, abbiamo fatto bene a scegliere questa, dai guarda, cioè si era in mezzo al niente, che non si vedeva niente, Dio caro, dopo te vedi giovane veneziano e giovane vicentino persi in mezzo ai montagne e coine e a provare con gatti e sprissa, ma niente da fare, nessuno di dove veniva fuori. Dio caro, siamo dentro la pioggia, no comment, sentono la pioggia da dentro la nuvola, dove è qua? Tradiscono i decenni, saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrai, se non li perderai. Tradiscono i decenni, vedrai che ti vedrai, nel taglio dei capelli. Ai quanti ne tagliai, nel mare ti vedrai, nel mentre la canzone, l'estate bella assai, nel mentre la canzone, e tu scontenta stai, prestata agli anni tuoi. Poi dopo penserai, quel certo sole dove mai? Negli anni tuoi, che vivi dopo in penombra, sfogliando foto, riguardando un film. Questi anni ormai finiti, che non c'è vita più, ma strampalati i miti, e quanti ne vedrai passare e andare via. La storia è lì che sta, in un disegno che guardai, l'estate bella assai, e la canzone, i minuti della mia vita tenera con me. Tradiscono i decenni, puoi farci quel che vuoi, ma non ci fai l'amore, perché quegli anni mai ti amarono così. Guardandomi da qui, non è sicuro, c'ero anch'io. Guardandolo da qui, fu un bel decennio, troppo allegro, ma non mi pare, io non lo notai. Tradiscono i decenni, decennio che volò, nell'auto e sulla moto, su quei modelli andò. No, Ecco qua, velocità massima. 91 all'ora. Dove cazzo ne abbiamo fatti 91 all'ora? Adesso qua la discesa, Dio Ma caro. gli tanti? Boia, beh sì, te fa 60 in pianura, beh dai che sta, Sì, io sì. boia. Aspetta, ieri devo contare qua Thomas, che io su subito avevo visto un camper motorhome americano che si allargava così, lungo 12 metri, con misure di questo, e però col garage della moto dietro, il garage quello vero proprio, con l'officina e tutto, in quanto lo usavano per andare in pista. Sicuro 5 con litro, mi pareva faceva 3 con litro, 5 con litro, vabbè. Fa 5 con litro e va anche a GPL, per carità di Dio. Però ragazzi, cioè, me lo sto guardando, che tu in video non so se capisci, forse ti ingrandisco un po', no, non capisci in video perché sto guardando il telefono, non si capisce.
ti dà veramente una rassegnazione nel viaggiare, che è una cosa spaventosa, a meno che tu per viaggiare non intenda stare solo nelle aree camper e nei campeggi, allora ok, quello è un altro discorso. E quindi, boh, da una parte mi fa tanta voglia perché c'ho una casa, in più metterei dietro anche la moto e l'e-bike, cioè ragazzi, indipendenza assoluta, nessun problema di peso perché patente C, però non te va veramente a nessuna parte perché 12 metri di lunghezza, però attenzione, 2,50 di larghezza, se già con questo è una impresa che è 2,35, figurate 2,50, in più passa i 3 metri di altezza, che da noi tutti i sottopassi sono tutti a 3 metri, quindi veramente purtroppo dove vai? Dici vabbè ho la moto, ho capito, ma anche se la moto per muoverti qua piove, non è che te vai via in moto o in bici, e poi quando, cioè comunque dove lo metti? Cioè mi sto immaginando, perché a me piace farmi i film, tipo io vado da Alessia, dove metto sta roba? Tu mi dirai ci sono le corriere, sì, d'inverno ed estate, cazzo metti sta roba? Alla TVO si porta in giro la gente a rotondo stipendio di guarda che bel Thomas, pensa a che persone che non ha fortuna di fare l'aperitivo davanti al corriere, cioè ma neanche al corriere normale, guarda, e anche a quelle lunghe, guarda, lascia il corriere, porca troia, hai experience anche a queste d'altronde? Senti, stiamo a mugliare che tutto bene? senti tu, vedi tu. Sono stato gentile anche stavolta, come quella volta che ho invitato i Brugini a casa loro, ho invitato Thomas nel suo camper, fa che veda il piatto gourmet che ben fatto Dio, io guarda che contorno, massa contorno però scusa, se deve fare il video della roba gourmet di mezza che roba là, e dai cos'è sta caffonata. Esatto, eccola, adesso abbiamo il piatto gourmet, guarda che ben. Sì, no, aspetta che ho avuto l'autorizzazione di Thomas a registrare sta roba, veramente magari il telefono un fianco così, e ora? Perché no, si era di raccontarsi mi elude la nostra infanzia lavorativa, gli albori, dicendo della nostra autonomia, ok? Sì. Ok, quindi lui era, devo contarmi, quando anche lui alla stessa mia età dei 15 anni, incomincia a lavorare. Ma perché? Ritorna da capo a fare guida perché giustamente a scuola non avevo voglia di studiare perché non andando d'accordo col professore come me ho avuto un battibecco una volta e ho detto vabbè mi non vengo più a scuola, e allora se arrivo a casa mio papà già non può fare, sta attento, se a scuola non te vuoi più andare ti vieni a lavorare. Che sarebbero anche robe normalissime, cioè una volta sì, ma normalissime no, in tal senso anche moralmente, sì, cioè va bene, ti dai un contributo anche a casa a lavorare e mantenere la famiglia. Adesso che i miei ti sento contassi a parte una roba quasi da eroi, no adesso sì, ma una volta era normale, non era una roba brutta, non era una roba da eroi, non era niente, era normale. Infatti. Sai, non te vuoi studiare, va bene, ora te va a lavorare, non capivo da mantenerti. No. Non capivo questa storia. E ora mi ricordo che a mattina, il primo giorno, si fermaino, prima di andare a lavorare, si fermaino nella botteghetta del paese, panino, o qua soppressa, o col prosciutto, o con la mortadella, la biretta per mio papà e mia bottigliette. E sa là aveva un altro gusto a mattina. Perciò dopo se andava in cantiere va bene, arrivava dopo a mezzogiorno, alle 9 te mangiavi il panino, va bene, giustamente, mezzogiorno di 10, arrivava il periodo, momento di andare nella piccola cucina che te costruivi con un tocco di nylon, per stare a casa. Ti andavi a mangiare o ti andavi a lavorare? Se costruivi il posto per mangiare a mezzogiorno, e ora il cantiere camperizzato. Fuoco, ti avevi un fuoco solo con una pentola con poca di acqua e ti scaldavi a bagnomaria sta pignatera, che era una pignatera grande così in acciaio, tanta pasta così, e sul secondo ripiano così ti mangiavi quello. Okay. E basta, dopo ti partivi e l'una si ricominciava a lavorare fino alle 5 e mezza, 6, dipende che il lavoro. È una cosa giusta. È normale, cioè normale nel senso di anche dovuta, secondo me, cioè quello è da intendersi come normale. Sì. Cioè la serie cosa ho voluto fare? Ho voluto andare a fare l'accatone, ho voluto vivere a sue spese che altri. No. Cioè così si faceva una volta e così bisognerebbe fare anche adesso, fioi. Il mio primo stipendio del primo mese che ho preso
all'epoca era 700.000 lire. Sembravo il ragazzo più ricco del Ah sì, paese. beh sì. Abituato con i 5.000 lire massimo in scassea, Dio caro. avere il E salto allora, da 5.000 lire a 700.000 lire. 700, mi ricordo la prima busta paga sta a 700.000 lire. E ora un po' che ho messi da parte, un po' che ho detto beh li spendo perché giustamente Beh, casa, fai era sgrandasson. te fuori dal lunedì alla domenica sera in 2 settimane che avevo già mangiato fuori tutti. Io adesso voglio fare una parentesi su quello che ha Thomas. Se volete rivivere mediaticamente questo momento, non so se avete visto la serie Hanno ucciso l'uomo ragno, quella degli 883. C'è proprio la storia, perché alla fine loro hanno vissuto gli anni che abbiamo vissuto noi, più o meno. Adesso Thomas ha qualche anno in più di me, ma più o meno siamo là tutti, no? E c'era in questo film, telefilm, serie, chiamala come che te vuole, questo della compagnia che a differenza degli altri lui aveva iniziato a lavorare e si trovava pieno di soldi, cioè pieno di soldi, insomma, rispetto a quello a 15-16 anni avere 700.000 è come avere 2.000 euro adesso, voglio dire, di busta porco paga. cane. Questo non per dir niente, ma per farvi semplicemente entrare nel momento, per farvi capire il momento, no? Sì. Nella pratica. Sì. E dopo quando arrivai ai 14 anni che ti avevi il primo motorino, beh. Come cosa? Non te attacca a 15? Sì, voglio dire, però a 14 anni ti avevi il primo motorino, Ah, ti avevi sì, già la busta paga, beh, te che vedevi dall'elaborazione e qui mette sul coprifanà, l'altro che mette il carburatore più grosso, l'altro la marmita, perciò mezzo stipendio andava via sopra l'elaborazione della Vespa, no? Porca miseria. Sì, vedete ragazzi giovani che state forse, spero, guardando questo video, imparate, oh caro, che l'autonomia, l'indipendenza è una cosa che non ha prezzo, per quanto noi stiamo parlando di prezzi, di cose materiali, di motorini, Sì. di uscite, di scheglie, di stipendi, ma questa è una conseguenza dell'autonomia, che è una cosa bellissima, è una cosa grandissima. Punto, no, perché lo dito con tono che pare dovesse continuare a tirare punto, basta, finito, non dico altro. Piccola parentesi, senza raccontartela a tutti, solo una piccola parentesi, quasi come fosse una poesia, un'interruzione pubblicitaria, un soffio di ricordo, sempre ricollegandoci alla fine anche a sti 883 che cantavano gli anni d'oro del Grande Reale, quando Sì. gli anni motorino sempre in due, e anche Thomas mi raccontava, no, di questi suoi ricordi del passato, che se andava via con 30 motorini eccetera. Ho detto anch'io cioè vedi com'era più soft, non lo so, come sì, non so neanche spiegarla. Con poco. Bravo, ecco quello Con esatto, poco. con poco, bravo. Vedi, Okay. va con poco, come anche adesso ci diamo enfasi a sta roba, Sì. sai che ne parla una roba epica, però alla fine, io caro, questo che si era fatto. Se andava in motorino, facciamo forse qualcosa che non era aspettato, un qualcosa, Sì. tra virgolette, passami il termine, fuori legge, magari dettagliare per i campi, senza Sì. casco, tutti, Dio caro, io 2 gradi sotto zero, te morivi dal freddo, però sempre senza casco, solo che poi il gusto e non metta il casco, Dio caro, ti eri là col moco dei giassoli del naso, Dio. E che non si spaccava mai il filo di acceleratore il sabato sera, Mamma perché mia. ora alle 8 succedeva, se rompeva il filo di acceleratore, andavo a casa, me cambiavo, mettevo sulla tuta da meccanico, cambiare il filo, poi dopo E via. rifarsi a doccia, rivestirsi e nel forno un'altra volta fino alle 2-3 di notte. Quindi Thomas, sì. forse noi non abbiamo una morale, Eh. però si può anche brillantemente un po' intuire: meno OnlyFans, meno YouTube, meno Facebook, meno Instagram, e provare un po' di più a capire cosa ci può essere nella vita, no? Sì. Perché ci sono queste piccole cose che noi siamo stati fortunatissimi, perché vabbè, a telecamere spente l'abbiamo detto, noi siamo stati fortunatissimi. Sì. Adesso non... In tutto e per tutto, però il fatto che adesso questi giovani si sentano svantaggiati rispetto a noi non significa che devono sentirsi giustificati, ok, a non provare a vivere una vita, a crearsi un qualcosa e andare al di fuori della stanzetta dove stai lì col telefonino e il computer dalla mattina alla sera. Sì, hai esatto. capito? Gli anni d'oro del Grande Real, gli anni di Equidei, Val, gli anni delle immense compagnie, gli anni in motorino sempre in due, gli anni di che belli erano i film, gli anni dei Roy Rogers come G.
qualsiasi cosa fai, gli anni del tranquillo siamo qui noi, siamo qui noi. Stessa storia, stesso posto, stesso bar, una coppia che conosco ci avrà la mia età, come va? Salutano